Buon pomeriggio e buon ascolto a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e dello Spazio Più. Sono Mimo Magnetta, il rappresentante del Più Professionisti e Imprenditori Uniti, e nel consueto spazio appunto del martedì, in cui parleremo di tante questioni, ma in particolar modo, se abbiamo già il nostro ospite, sì, cominciamo subito dalle particolarità che la città di Vicenza sta vivendo, e abbiamo come ospite con noi un caro amico appunto dello Spazio Più, che è Nicolò Naclerio, ex Buongiorno, buongiorno Nicolò, ciao Mimmo, buongiorno a tutti gli consigliere ascoltatori. comunale, il consigliere comunale più votato di Vicenza per Fratelli d'Italia, è stato il delegato alla sicurezza del sindaco Francesco Rucco nella precedente amministrazione, e oggi appunto ti ho invitato in trasmissione perché dobbiamo dare la dovuta notizia di quello che il Comune di Vicenza ha fatto, e questo appunto grazie al tuo impegno, che appunto è stato quello di assegnare la cittadinanza onoraria all'alpino, al caporal maggiore Matteo Miotto, caduto nel 2010 in Afghanistan durante una missione di pace. Dai, ti do a te il piacere e l'onore appunto di ricordare ai nostri ascoltatori quello che appunto grazie a te è avvenuto proprio ieri a Vicenza, vero? Sì, grazie Mimmo, è giusto ricordare un avvenimento storico che è avvenuto ieri sera in Consiglio Comunale a Vicenza con il conferimento della cittadinanza onoraria al primo caporal maggiore Matteo Miotto, alpino che a soli 24 anni è caduto in Afghanistan nel 2010. È stato un lungo percorso che ho condiviso con la sua famiglia, con suo padre Franco e la madre Anna, che ovviamente più gli anni passano, più loro hanno il sentimento c'è sempre, ma diciamo che la fiamma si stava spegnendo e io sono riuscito in questo, ci ho messo un anno circa per portare a termine tutto questo procedimento, a riaccendere quella fiamma che si stava spegnendo dentro di loro. Ieri è stata una serata unica nella sua storia, perché c'erano tutte le associazioni d'arma civili e militari, vari sindaci, è stata veramente Toccante. un'emozione unica e toccante. Io il 31 dicembre 2023 ho presentato una mozione che è proprio l'anniversario della morte di Matteo. È stata votata all'unanimità questa mozione, che ieri ha portato al conferimento della cittadinanza onoraria a un giovane che anche conosciuto qua in città di Vicenza, perché frequentava lo stadio, amava tanto il Lanerossi Vicenza, ed era giusto dare il giusto tributo a un esempio che tutti i giovani d'oggi dovrebbero seguire, quello di altruismo, quello di Impegno, forza di di coraggio e coerenza. volontà, amore per la patria, amore per la propria bandiera, che non andava in cerca di passerelle o di riconoscimenti, anzi era veramente a 24 anni morire così, è una cosa in cui comunque credeva fortemente, ed è grazie a lui se oggi possiamo anche vivere il mondo che stiamo vivendo, la vita civile che viviamo. Lui voleva portare, come fanno tutti gli alpini che vanno in missione di pace all'estero, portare quel futuro che per lui non c'è stato e per molti degli abitanti del posto non c'era. Sono molto toccanti le lettere che scriveva il padre, ci fa capire proprio il sentimento di questo ragazzo, che deve essere un esempio per tutti noi oggi che viviamo nel nostro egoismo, racchiusi nei nostri schermi dei cellulari. Ecco, questo è un esempio da seguire, un esempio, dice il motto essere esempio, proprio è una frase che mi porto dentro fin da quando ero ragazzino,
essere esempio per gli altri, essere esempio nella vita, ecco, lui è sicuramente uno di questi. Di colonna Clerio ricordiamo appunto la figura del caporal maggiore Matteo Miotto, che era un alpino del 7° Reggimento Alpini, che è stato decorato con la medaglia d'argento al valore dell'esercito. Sì. Appunto è caduto durante la missione di pace in Afghanistan, colpito da un cecchino talebano proprio il 31 dicembre del 2010. Fra un po' saranno appunto 14 anni che questo 14 giovane ha perso la vita facendo appunto svolgendo una missione in cui lui era molto, di cui lui era molto appassionato, insomma era una missione in cui lui credeva, un po' come tutti gli alpini in pratica, insomma. Io a breve avremo con noi anche Federico che sta smontando dal lavoro e ci raggiungerà appunto, ecco. Sì. Io attraverso Federico e attraverso anche altri che hanno avuto l'onore appunto di essere alpini, ho proprio ho sentito quello che ho appreso quello che è il sentimento verso la patria che c'hanno appunto chi presta servizio militare negli alpini. Ecco, io penso che forse sarebbe il caso di far restituire il servizio militare in maniera che appunto tanti possano crescere. E comunque vabbè, dicevo prima in presentazione della trasmissione che tu sei stato uno dei primi firmatari di questa richiesta. Tu assieme Sì, a... è una mozione che come primo firmatario l'ho presentata io e l'ha sottoscritta anche il collega consigliere comunale Giorgio Conte. Eppure Francesco Quando eravamo Rucco, ancora o in 2 sbaglio? consiglieri nel gruppo di Fratelli d'Italia, adesso siamo in 7 con il subentro di Rucco e altri consiglieri, colleghi consiglieri della lista Rucco, subentrati tutti in Fratelli d'Italia. Okay. È appunto proprio questo, insomma, voi appunto, tu personalmente a Vicenza avevi svolto un lavoro egregio, Sì. contribuendo a quello che era la pulizia della città, intendo pulizia in senso da quello che erano le situazioni di disagio e di degrado che Vicenza ha vissuto per tanti anni. Tu con il tuo impegno costante, continuo e gratuito, praticamente avevi ripulito tutto Campomarzio, tutto quello che era quella che era tutta la feccia, tutto il degrado che veniva provocato dagli spacciatori. Da chi gliel'ha sempre permesso, diciamo, negli anni passati. E però appunto a me giungono voci che praticamente tutto il lavoro che tu hai fatto, tu e la giunta Rucco avete fatto, sta andando a farsi fottere, o sbaglio? Sì, la delega che possedevo io adesso è nelle mani del sindaco Giacomo Possamai, che giustamente dovrebbe fare il sindaco e non ha il tempo materiale di stare dietro a un problema che è quello che è la sicurezza urbana della città di Vicenza, che deve essere seguita come facevo io a H24 praticamente. Se vuoi portare a casa dei risultati devi conoscere il problema, devi capire dov'è il problema, qual è la soluzione per risolvere o quantomeno arginare il problema che attanaglia Vicenza, come tutte giustamente le città d'Italia hanno i loro problemi, però Vicenza, essendo anche una cittadina di 120.000 abitanti, non possiamo avere i problemi che hanno le città più grandi di noi, come può essere Verona, Padova, Bologna e altre città. Noi nel nostro piccolo abbiamo gli stessi identici problemi, le stesse identiche modalità, gli stessi identici dati e numeri. Adesso il governo porterà a regime, diciamo, il numero di agenti in questura di Vicenza, visto che l'amministrazione Possamai continua a piangere che la sicurezza è un problema che riguarda lo Stato. La sicurezza compete allo Stato, compete alla questura, al prefetto, non a noi, ecco. Quindi dovrebbe stracciare la delega alla sicurezza, visto che si tiene nelle sue mani. Ecco, noi siamo di fronte a un'amministrazione che continua a piangere, continua a lamentarsi che non ci sono le leggi, che però non fa nulla con la propria polizia locale. Ricordiamo che io ho ufficializzato e creato il nucleo antidroga, un'unità cinofila delle squadre antidegrado che
operavano in sinergia proprio con il nucleo antidroga. E di Ecco, ad questo, e di oggi questo erano felicissimi i cittadini vicentini, soprattutto sì, chi per apprezzavano l'impegno, esempio, dopo i miracoli no, cioè, non li facciamo, però apprezzavano l'impegno costante che ci mettevamo per portare un po' di ordine in città. Ecco. Ad oggi tutto questo è un lontano ricordo, perché abbiamo le baby gang che sono quintuplicate praticamente, parliamo di ragazzini di 200 ragazzini che in centro ogni weekend seminano il panico, aggrediscono. L'ultimo ragazzo, una promessa del tennis di 16 anni, ha preso una bottigliata in testa sabato notte da questi ragazzini baby gang, che sono sedicenni, diciottenni, ventenni, che di seconda generazione la maggior parte, che fanno quello che vogliono, il buono e il cattivo tempo. di seconda generazione, perdonami, di che etnia? Etnia sono alcuni di colore e molti Nord Africa, principalmente magrebini. Ho capito. Insomma, Questi stanno prendendo piede in centro. Io il sindaco l'ho avvisato per vie ufficiali e anche privato. Ho detto guarda che non sottovalutare, erano una ventina circa l'anno scorso, che però si riuscivano a gestire. Adesso lasciandoli campo libero, hanno preso piede e seminano davvero il terrore dalla sera fino a mattina presto per il nostro centro storico. beh, per non parlare, I risultati si vedono. vedono. Nicolò, Abbiamo il centro perdona che sta votando. l'interruzione, Sì, Nicolò. sì. Per non parlare appunto di quelli un pochino più grandi, esperti in furti, Sì. che stanno impazzando alla grande in quella che è appunto la città di Vicenza. Io sono stato a Vicenza poche settimane fa e ho raccolto i lamenti appunto di tanti cittadini vicentini che hanno subito furti nelle loro proprie abitazioni, che addirittura li ha subiti multipli, proprio non contenti di aver depredato già quello che avevano trovato in giro, sono andati a portarsi via addirittura anche gli elettrodomestici, i televisori. Insomma, ecco, il problema è questo, che se tu consenti a una persona, a delle persone, a dei gruppi di prendersi il dito, dopo si pigliano anche tutto il braccio, per non parlare poi dei disagi che creano nelle persone che lavorano. Ecco, io mi sono fatto vari giretti, sono andato a interpellare diversi commercianti, insomma, ecco, ma a partire dal centro fino all'estrema periferia, cioè ci sono tanti commercianti che si lamentano che non possono più stare tranquilli, che appunto subiscono anche i loro furti, che glieli fanno anche proprio sotto il naso, a volte appunto ragazzini e anche meno ragazzini imboccano dentro nelle loro attività lavorative e si fregano tutto quello che riescono, insomma. Perciò tu avevi fatto un lavoro encomiabile, quello appunto di istituire il nucleo che ha debellato il sistema dello spaccio, però adesso insomma non basterebbe solo quello, ci vorrebbe un nucleo specializzato anche nei furti, contro gli scippi, e bisogna appunto spiegare al sindaco Giacomo Possamai che se non ci mette una pezza, una toppa, Vicenza diventerà veramente una città Un punto di non invivibile. ritorno, arriveremo a un punto di non ritorno che sarà difficile da recuperare. Veramente toccherà fare intervenire l'esercito, insomma. Sì, l'esercito che è tornato da circa 8 mesi qui da noi a Vicenza, però diciamo che secondo me sono cambiate anche le regole di ingaggio, perché li vedo molto meno motivati di prima. Io quando c'eravamo noi fino al 2022 è rimasto qui l'esercito, fine 2021, inizio del 2022, avevamo i paracadutisti che collaboravamo veramente in stretta sinergia anche con loro. C'era anche possibilità di lavorare insieme. Adesso ad oggi non vedo veramente, vedo proprio una smotivazione anche da parte degli stessi agenti di polizia locale, che non sono seguiti, non vengono assecondati nelle loro richieste, hanno bisogno anche di determinati strumenti per arginare
tali fenomeni come può essere il taser, ma questa amministrazione comunale proprio no, è un muro di gomma, non ne vuole sentire parlare e i risultati si vedono. Forse aspettano che accada l'irreparabile, un po' come per Sì, esempio purtroppo sta no? succedendo in Campania, in altre città italiane, dove appunto addirittura ragazzini di 10 anni armati di coltello prendono e feriscono altri bambini di poco più grandi, oppure altri che vengono uccisi per strada per futili motivi, non so perché appunto passeggiando uno gli calpesta un piede, gli sporca la scarpa e partono le pistolettate. Se ha bisogno di questo, perché in Italia se non scatta l'emergenza certa politica non fa nulla, oppure certa politica guarda solamente quello che un politico dice, che uno schieramento politico dice appunto, e reagiscono, cioè tu senti parlare solo di queste cose. Sì, ma anche dei furti, come dicevi prima, Mimmo. Io abito in una zona che è una delle zone residenziali dove ci sono famiglie molto benestanti. Qui sono stati una serie di furti, parliamo di 8 furti in 20 giorni. Addirittura hanno pedinato una donna vedova da 4 giorni, hanno visto il cartello appeso al cancello, l'epigrafe del marito, e sono andati direttamente in quell'appartamento. Cioè, cosa vuol dire? Che studiano il territorio, si sentono liberi di studiare il territorio, di fare quello che vogliono, veramente dalle 8 di sera circa colpiscono, dalle 8 alle 10 di sera massimo. Noi ci siamo uniti come residenti, come comitato di quartiere, diciamo, per cercare abbiamo creato una chat per essere aggiornati, metterci in contatto, qualsiasi movimento strano. Chiunque di noi, siamo in 150, dovessimo vedere un movimento strano, di allertare subito ovviamente tutta la chat e le forze dell'ordine. Agiscono veramente alla luce del giorno, all'imbrunire, con macchine di grossa cilindrata, e sanno veramente dove andare a colpire. Quello che abbiamo fatto anche un incontro in questura chiedendo più sorveglianza di tale zona. Attenderemo gli sviluppi, però ripeto, da parte di questa amministrazione non danno risposte concrete ai cittadini. Ad esempio ai commercianti che citavi prima, sì. È stato aperto un fondo per tutti i commercianti vittime di spaccate e furti, un fondo diciamo straordinario economico da parte del comune. Su mia iniziativa il sindaco Possamai se ne è impossessato e ha fatto sua. Io avevo già depositato una mozione 20 giorni prima, lui ha fatto la sua bella conferenza stampa dicendo apriamo un fondo economico per i commercianti vittime di furto, senza dire che è stata un'iniziativa del sottoscritto Anacleto Nicolò e quindi di Fratelli d'Italia. Ecco. È giusto che i cittadini sappiano, ma lo sanno i commercianti, che viene da noi questo spunto. È giusto che se un'amministrazione non riesce a garantire la sicurezza dei propri commercianti, almeno provi ad aiutarli economicamente per i danni subiti. Sai comunque, ma questa è una iniziativa che tu appunto avevi pensato e studiato e che ti è stata rubata dall'attuale sindaco. Avevo protocollata, infatti l'ho esposta in consiglio comunale successivamente, ma io l'avevo depositata prima, infatti ho detto sindaco, avrei apprezzato un minimo di onestà intellettuale, non è che doveva invitarmi anche a me in conferenza stampa, ma almeno dire questa iniziativa viene dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, invece non c'è stato questo minimo di onestà nel dirlo, vabbè, mi dispiace sinceramente umanamente anche. Nicolò, quanti voti hai avuto tu nelle elezioni? Quanti cittadini vicentini ti hanno votato? 430 preferenze. Ecco, sindaco Giacomo Possamai, tu hai mancato di rispetto e di attenzione non tanto nei confronti di Nicolò Anacleto, ma in quanti appunto, credendo lui, gli hanno dato il voto. Se questa è democrazia, complimenti. Esatto. Continua così che vai bene, perché comunque sia, poi si arriverà ancora a un'altra elezione e vedremo se i vicentini, che appunto hanno avuto modo di conoscere quello che è il tuo impegno per loro, ti riconfermeranno. Anche perché mi pare che lui in campagna elettorale si era fatto promotore, aveva detto no a questo, no a quello, no a quell'altro, invece mi pare che
stia accadendo l'esatto contrario in quelle che erano varie iniziative che dovevano essere prese. Gliele vogliamo ricordare, Nicolò? Sì, lui diceva che la polizia locale doveva occuparsi di vigilare per i quartieri, non di droga, perché la droga competeva ai carabinieri e alla polizia di Stato. Ecco, adesso lui ha lasciato tutto invariato quello che avevo fatto io, però non l'ha aggiornato, cioè ha lasciato in balia di se stesso il comando di polizia locale. Purtroppo lui ha girato, diciamo, ha tirato a campare fino a che non è scoppiato tutto, perché abbiamo agenti che vengono aggrediti quotidianamente qui a Vicenza, caro Mimmo. Dalle stesse baby gang sabato che sono intervenute 2 pattuglie, tu calcola 2 pattuglie, 2 uomini e 2 donne accerchiate da 200 ragazzini, diciamo non proprio educati, dei chirichetti, ecco, si sono trovati in forte difficoltà. Manca veramente il controllo del territorio da parte loro. Secondo me vivono su un altro mondo, vivono su un altro pianeta, e mi dispiace perché la città sta morendo, il centro si sta svuotando, come hai potuto vedere anche tu, Mimmo. Sì. Tanti negozi stanno andando via e sono andati via, e altri chiuderanno a fine anno, e sarà dura se arriviamo a un punto veramente che toccheremo il fondo, arriveremo a un punto di non ritorno, e non so come andrà a finire per riportare in alto questa nostra città. Beh, è una cosa che appunto lascia un po' indignati questo, anche perché appunto smontare quello che è un corpo di polizia locale che faceva bene il suo mestiere, e anche incentivare appunto la gente a disinteressarsi del proprio lavoro, del proprio mestiere. Ascolta Nicola, è vero che tu rimani ancora con noi, perché così abbiamo con noi anche Federico, che visto che è tuo concittadino. Qualche minuto ancora, volentieri. Allora adesso ci blocchiamo un attimino per la pubblicità e poi riprendiamo subito. Pubblicità. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci di nuovo Nicolò. Federico ha ancora un po' di minuti necessita ancora un po' di minuti, perché appena smontato dal suo servizio non riesce a collegarsi con noi. Stavamo dicendo che appunto Vicenza praticamente è piombata, non è che sta piombando, ormai è proprio piombata in quello che è un degrado che pensavamo fosse finito da quando appunto c'era il sindaco Rucco e ci stava Nicolò Anaclerio, appunto, che era il delegato per la sicurezza di Vicenza. Ecco, però appunto qua non è, tu dicevi prima, c'erano 2 pattuglie della polizia locale, 2 uomini e 2 donne che sono stati appunto fatti oggetto di, come minimo, di scherno, di insulti da parte di offese, insulti, puoi immaginare. Io immagino, sai cos'è, che quando io per esempio ancora lavoravo, quando calcavo le strade milanesi facendo i mercati, perché io sono un umile venditore ambulante, spesso e volentieri mi trovavo ad avere a che fare con la polizia locale adibita al controllo sui mercati. Una volta appunto incocciai in una pattuglia formata da 2 donne con tanto di divisa, tanto di paletta, di manganello, di pistole, di manette. E appunto queste, quando assistevano ai furti che venivano commessi da bande di rom che assalivano proprio sia le bancarelle che anche
i clienti che andavano lì, praticamente questi si voltavano dalla parte opposta. Ecco. Io, in virtù di quello che era il mio impegno di sindacalista, sono andato a acchiappare queste 2 poliziotte locali e ho detto: "Oh, ma voi cosa fate?" "Ma noi non possiamo fare niente, noi per Ecco. intervenire abbiamo bisogno della polizia, dovrebbero essere con noi la polizia." E no, cavolo, perché la No. polizia locale sono pubblici ufficiali. Quando vedono Sì. commettere un reato devono intervenire, a parte che dovrebbe Hanno le funzioni intervenire di polizia giudiziaria. dovrebbe intervenire ogni cittadino che assista appunto alla commissione di un reato, ha il dovere di intervenire, questo è descritto nelle nostre leggi, e però non lo fa lui. Se non fa un cittadino è un conto, ma la polizia locale, o siano donne o uomini, non è che ha bisogno appunto di essere difesa dai poliziotti. E poi, sai, io il venerdì conduco una trasmissione in collaborazione col SINAPE, che è il sindacato di polizia penitenziaria. Tante volte anche da loro io mi sento dire che appunto sono indifesi e che lo Stato li dovrebbe difendere. Ma io dico, diamine, se uno ha la divisa addosso è lui che ha il dovere di prendere e fare rispettare le leggi, no? E non si può chiedere appunto che ci siano altri, che lo Stato metta appunto appresso ai poliziotti o della locale o alla polizia penitenziaria altri poliziotti e carabinieri. Però il problema nasce dove? Tu per esempio, quando prima dicevi che avevi creato su un bel nucleo che si dava da fare, Sì. quando c'è la politica che sostiene appunto i propri servitori dello Stato, un servitore dello Stato fa giustamente il suo dovere. Oggi il problema è questo, che se uno di quei 4 poliziotti che sono stati circondati appunto dai ragazzini nel centro di Vicenza reagiva in maniera un pochino più decisa, non dico forte, ma decisa, per esempio, non so, acchiappava per il braccio qualcuno di questi ragazzini e lo tratteneva, già lì incorrevano in quello che è il reato di tortura. Ecco, il problema è che noi viviamo in uno Stato, quello italiano, che ha belle leggi, ma che però nessuno è in grado di far applicare e rispettare. Però appunto io ripeto, tu col tuo impegno in pratica non fai altro che andare in giro, tu fai il tuo dovere andando appunto a denunciare, sai, quelle che sono certe situazioni. E tu l'hai già fatto col sindaco Possamai. Secondo me forse dovresti passare allo step successivo, dovresti prendere e rivolgerti al questore o al prefetto, insomma, di Vicenza, perché d'altronde loro che stanno a fare, insomma, anche perché se Vicenza ha un sindaco che non è capace di guardare a quello che è l'aspetto della sicurezza, il prefetto ha il dovere di segnalarlo a quello che è l'autorità del governo, o sbaglio? Sì. Giusto, ma che ci siano dei problemi, dei vuoti normativi, dei problemi con le leggi e la giustizia, questo non lo mette in dubbio nessuno, ci mancherebbe altro. Ma poi trovare soluzioni, però, perché il problema è questo, poi i cittadini sostanzialmente interessano le soluzioni. Esatto. Anche perché, caro Nicola, quando tu appunto in pratica vai in giro, se la situazione a Vicenza si aggraverà, anche tu ne farai le spese, perciò bisogna appunto invece fare in maniera che questo non accada, insomma. Considerato che appunto il governo è in mano al centrodestra, io penso che se il sindaco, il comune di Vicenza non fa quello che deve fare, lascia che appunto certe bande di scalmanati ragazzini diventino padroni della città, il prefetto, attraverso appunto quello che può essere l'indicazione appunto dell'opposizione, in questo caso tu potrebbe anche prendere e chiedere il commissariamento, è un'esagerazione, insomma, chi commissariano i comuni perché appunto ci sono connivenze con la mafia, e se appunto un sindaco ha connivenze con quelle che sono questi ragazzini, questi sbarbati violenti, che fa? Sì, ho molti cittadini infatti che mi chiedono: non si può mandare a casa questi classici, raccogliamo delle firme. Ci sono tanti cittadini che vorrebbero anche manifestare il loro dissenso da questo governo della città. Attendiamo gli sviluppi dei prossimi mesi, se cambierà qualcosa, se no saremo costretti davvero a scendere in piazza a fianco dei cittadini, perché sono loro a chiedercelo. Nicola, so cavoli tuoi adesso, perché ci ha raggiunto Federico che
è un tuo concittadino, ex concittadino, perché ora appunto risiede qua a Milano, e facciamo intervenire anche lui. Federico, benvenuto fra noi. Sì, buonasera a tutti. Buonasera Nicolò, grazie per essere qua con noi allo Spazio Più sulla mia, un piacere. No, in effetti io ora mi sto collegando, quindi non so cosa siete detti prima, qualcosa ho capito, so che malcontento è tanto, però so anche che causa del suo mal pianga se stesso. Purtroppo molti cittadini sono rimasti a casa e una malattia che ci va diffondendo, basta vedere quello che accade in India, comunque l'astensione va sempre aumentando, anche questo qua è una cosa che bisogna capire perché avviene, perché poi la gente non va a votare e poi si lamenta. A Vicenza fa ancora più male perché davvero per un pugno di voti questo signore, il signor Possamai, ha vinto le elezioni, sta mal governando la città a tutti i livelli, in tutti i settori, ma penso che nemmeno se una persona lo volesse fare apposta riuscirebbe a fare il disastro che ha combinato. Tuttavia, ecco, questo è solo voluto dai tanti cittadini che sono rimasti a casa, e siccome questa è una trasmissione che invita la cittadinanza attiva, invita a essere attivi, ad alzare le terga dal divano, essere protagonisti del proprio destino, padroni del proprio destino, e non di rimanere a casa e scrivere cavolate sui social, borbottare, lamentarsi ogni cosa, ma decidere, quindi alzarsi, partecipare, andare a votare, farsi sentire, fare gruppo. Questa cosa qua è una cosa che a noi come Spazio Più fa male in particolare, che continueremo a rimproverare, che chi sceglie di non decidere poi non si lamentasse. Ecco, a me dispiace questo e fa male questo, perché Vicenza non si meritava Giacomo Possamai come sindaco, e vedo che insomma i risultati purtroppo si stanno vedendo. Io ho spiegato appunto quelle che sono le varie lamentele che io ho raccolto andando appunto a Vicenza, e appunto Nicolò ne ha aggiunte altre, insomma ci ha aggiunto quelle di queste bande di ragazzini scalmanati che stanno impestando, che stanno impazzando per la città. Tu ne sai qualcosa, perché anche tu dei tuoi familiari che vivono a Vicenza. Le liste sono tenute a farla apposta quasi davanti all'abitazione dei miei genitori a Vicenza, quindi ne so qualcosa e come. Un giorno in cui davvero una volta era la massima pace, la massima tranquillità, persino negli anni più furiosi a livello di sbarchi, quando Vicenza con il sindaco Variati, indovinate di quale partito? Sì, sempre del PD, si riempì di persone arrivate dall'altra parte del Mediterraneo in massa, davvero fu una cosa impressionante, un afflusso di profughi, almeno presunti profughi africani che facevano impallidire Brescia, ecco, per tenerci in un posto dove ne sono davvero tanti. E comunque davvero non è mai successo una cosa del genere. Ci sono risse tra ragazzini a tutte le ore della notte, persino negli assi portanti della città, perché parliamo della mega lista che ha colto in Viale della Pace con tanto di coltellate e il resto. Voglio ricordare che Viale della Pace è la porta est per entrare in città. È come che ne so, se a Milano in Viale Palmanova facessero una lista, per farci capire qualcosa di clamoroso per come è accaduta la cosa, e la cosa più clamorosa è che continuano a ripetersi, e tutto viene indisturbato con il totale menefreghismo dell'amministrazione. La cosa è l'amministrazione sorella, quella di Verona, dove c'è la stessa dirigente del PD che ha organizzato l'ascesa al potere di Possamai, che quando un poliziotto è stato costretto a Verona a sparare per difendersi da un gambiano che lo voleva accoltellare, l'assessore del medesimo partito che governa la città di Vicenza si è permesso di dire invece di ascoltarlo ed accoglierlo, gli avete sparato, facciamo una manifestazione per ricordarlo. È la stessa gente, e questo mi fa... Sì, hanno fatto quasi un capitello adesso, hanno fatto un mezzo monumento lì in stazione a Verona, una cosa che non sta né in cielo né in terra, visto che gli agenti stavano per essere accoltellati, ci sono anche i video. Io capisco che in Italia, perché un agente premi il grilletto, deve essere prima atterrato, ma non esistono prese di posizione del genere da parte degli altri partiti esponenti, cioè non sta né in cielo né in terra. E comunque, vabbè, insomma, allora Nicolò, tu hai detto che se la situazione continuerà così, scenderete in piazza. Sì. Insomma, se ci avvisi veniamo anche noi, oltre a fare Grazie.
oltre a farne una giusta pubblicità insomma attraverso la radio. Tu lo sai che noi siamo sempre a tua disposizione in questo, Grazie Mimmo. perché Radio Libertà è sempre a disposizione di chi si dà da fare per i più deboli. In questo caso i più deboli siamo noi. Mimmo, scusa se ti interrompo, ci sono un sacco di vicentini che ci ascoltano e molti sono venuti al banchetto della Libertà a Pontida a ricordarcelo, a dimostrarcelo, quindi nemmeno a farlo apposta. Al servizio pubblico e sociale diamo voce ai territori che ci ascoltano tanto, come quello di Vicenza. Grazie Federico. Nicolò, ma a te non ti vengono mai dentro nella tua attività lavorativa? Non ti vengono a chiedere? Hanno provato l'anno scorso. E che pizza gli dai? Le pizze in faccia o le pizze napoletane o margherite? No, hanno provato, e grazie, ripeto, a questa rete che abbiamo creato col vicinato, un mio vicino ha sentito il rumore e mi ha avvisato in tempo, filmando il trasgressore, che poi è stato individuato. Il giudice mi ha detto che è un fatto praticamente di lieve entità, perché ha solo provato a sforzare la serranda della mia attività commerciale, quindi è andato praticamente in prescrizione tutto. E forse, ecco, forse doveva provare a sollevare la serranda della casa del sindaco, cioè del giudice, insomma, oppure del sindaco, possa mai. Se qualcuno va a cercare di aprire le finestre della casa del sindaco, può darsi che forse si accorgano di come Vicenza è precipitata in questa situazione veramente. Da Gotham, posso dire, modello Milano, finalmente esportatore. I cittadini inermi che vedono che non ci sono risposte da parte delle istituzioni iniziano a fare aggregazione, creare vicinato e creare una sorta di controllo del territorio da parte loro. Almeno tra vicini ci si aiuta, tra persone magari che abitano vicine da 20 anni e non si sono neanche mai parlate. Veramente stiamo creando nei quartieri una sorta proprio di comitato di quartiere che aiuta anche in queste cose. Purtroppo sempre più quartieri di Vicenza chiedono aiuto e stiamo cercando di creare, ufficialmente si chiamerebbe controllo di vicinato, che è quello ufficiale, ma diciamo io li chiamo comitati aiutiamoci a difenderci, dove stiamo portando avanti molte iniziative, sia dei corsi di autodifesa, sia delle passeggiate, diciamo, serali con i cani, chi ha i cani, per creare sia movimento e andare a... Nicolò, noi chihuahua, non i chihuahua, vero? Non i barboncini. Sono anche quelli. Quelli abbaiano più forte, quelli abbaiano più forti i cani piccolini. Sì. Va bene, grazie mille della chiacchierata, Mimmo e Federico. Grazie a te. Grazie a te per il tuo impegno, per la tua costanza, perché bisogna essere costanti, ripeto, perché tante volte gli sviluppi poi delle situazioni ti portano un attimino anche un po' a isolarti. Invece, ecco, quello che voi avete creato, quasi quasi bisogna ringraziarli, questi che commettono tutte queste schifezze in giro per Vicenza, perché creano empatia, creano appunto vicinanza fra la gente. Tu prima hai parlato di gente che abita nelle stesse vie, che tante volte manco si conosce. Grazie a questa situazione tanta gente ha imparato a conoscere i propri vicini. Bisogna esserne grati, o no? Vabbè, grazie ancora. Ciao, grazie Nicolò. Grazie a tutti. Grazie. Federico. Eccomi. E prima abbiamo aperto la trasmissione ricordando la cittadinanza onoraria che è stata insignita al caporal maggiore Matteo Miotto del 7° Reggimento Alpini, medaglia d'argento al valore dell'esercito. E appunto, peccato che del 7° Reggimento Alpini della Brigata Alpina Iulia, assolutamente, un ragazzo della provincia di Vicenza, di Tieni, se non erro, originari, che è morto in Afghanistan. Quindi
un ragazzo esemplare sotto tutti i punti di vista. Quindi. Ma chi è che ha conferito la cittadinanza onoraria? Il comune di Vicenza. Allora, la richiesta fu Una cosa fatta. giusta, riesce a farla il sindaco? No, l'ha fatta perché Niccolò Nacleri, assieme a Giorgio Conte, Niccolò Nacleri è stato il primo firmatario di questa richiesta e praticamente è stata accolta dalla totale maggioranza tutti quanti i consiglieri, il sindaco compreso, all'unanimità si hanno convenuto appunto a dare questa riconoscenza. È una pagina che fa onore alla città di Vicenza, quindi è una cosa bellissima. È anche la dimostrazione che, volendo, se uno apre gli occhi, al di là di quelli che possono essere gli schemi politici, ideologici e cose varie, volendo, le cose assieme si possono fare. Io penso che, visto che noi denunciamo quello che è il degrado che sta investendo la città di Vicenza da diverso tempo, e comunque sono cose, il degrado lo sta vivendo direttamente la cittadinanza vicentina, io penso che qualche cosa assieme il sindaco possa mai, e la sua maggioranza può fare appunto con l'opposizione, di cui Niccolò Naclerio è un degno rappresentante. Anzi, io ho precisato che Niccolò Naclerio è stato il consigliere comunale più votato a Vicenza, no? Ecco, sindaco possa mai, cerca un attimino di fare quelli che sono gli interessi dei cittadini vicentini e vedi appunto di porre un argine a questo problema, anche perché se i delinquenti si scatenano, poi continuano imperterriti, aumentano pure, insomma, perciò non aspettiamo che succedano fatti gravi come succedono in altre regioni italiane. Mimo, a me dispiace di vedo che il degrado e l'aumento della delinquenza è proprio un marchio di fabbrica di dove governa il PD. Ovunque il PD governa ci sono questi due anche più sintomi evidenti. Ci hanno fatto una ragione, penso che ci guadagnino in qualche modo, intende forse riempire la città di gente poco raccomandabile che arriva dall'altra parte del mondo, ci guadagnano. D'altronde, se il PD vince grazie all'alleanza sindacati, Caritas, Confindustria, che appoggia totalmente il PD. Alla fine, che tu legga il Sole 24 Ore, l'Avvenire o il Domani, ci sono scritte le stesse cose. Qualche problema c'è. Se una volta invece gli orientamenti erano molto ben distinti, questo ti fa pensare, insomma, della crisi che vive il sindacato, e noi l'abbiamo detto un sacco di volte, perché alla fine il PIU è un sindacato autonomo, indipendente, e quindi noi la cosa l'abbiamo registrata sin da subito. I sindacati confederali invece si occupano di fare ben altro. Abbiamo visto la Chiesa che ormai della fede non ne parla più, si occupa di altre cose, compresi i sex toys, vedendo l'ultima invenzione, no? La cosiddetta, come si chiama, mascotte del Giubileo 2025, che è a mano un sex toys. Se è normale una legge per gay disegnato da un fumettista e uno che produce sex toys per omosessuali, con tutto l'amore che abbiamo, noi li amiamo. Questa è la trasmissione più arcobaleno di Radio Libertà, noi lo rivendichiamo con orgoglio. E poi, insomma, stavo dicendo, la Confindustria pure, siamo là, e anche loro chiedono più immigrati, più Europa, più mondo, più liberismo, più guerra in Ucraina. Davvero, se leggi tutti e tre, e dicono tutte e tre le stesse cose, secondo me c'è qualcosa di malato. Se i sindacati, Chiesa Cattolica e Confindustria convergono appieno in tutto, per me è una cosa preoccupante, non è normale. Ecco, perché Federico, perché non è normale? Federico, può darsi che la pensano nella stessa maniera, o no? È grave la cosa, questo ti fa capire come è malato il mondo e come il pensiero unico abbia preso il sopravvento. Io mi ricordo che una volta non era così, i sindacati difendevano i lavoratori. Sì, queste sono chiacchiere, Federico, queste sono chiacchiere, come quando uno dice una volta i treni viaggiavano in orario, quando c'era lui. Capito? Cioè, poi alla fine rimane la triste realtà, che appunto è questa. Siamo veramente un popolo alla deriva, e se guardiamo anche i risultati elettorali dell'altro giorno è il chiaro esempio, perché appunto c'è un continuo e un aumentato disinteresse alla politica, alla cosa pubblica, alla cosa comune. Ma tu che analisi del voto fai per lungo? Perché io purtroppo ho una brutta... Secondo me è l'inizio della fine, la Stalingrado del centro-destra. A me dispiace dirlo, ma penso che
sia il semaforo insomma rosso. Prima di risponderti, governo... diamo voce ai nostri ascoltatori. Abbiamo una telefonata, sentiamo che c'ha da dire questo nostro ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno cari, sono Mario. Ciao Mario. Allora, ogni tanto chiamo, mi fa sempre piacere sentirvi. Anche a noi, No. anche a noi. Allora, già l'ho denunciato in altra occasione. Io, vedi, parlo con cognizione di causa. Io ho l'Umbria a 20 km da qua, per dirti le carognate che fa la Chiesa Cattolica, no? E Terni ce l'ho a 32 km, quindi io vado una volta a settimana in Umbria e so come sono andate le cose. Mario, tu lo sai che io davanti a me invece c'ho Lorenzo da Terni, il regista, lo splendido regista. Splendido ragazzo, molto gentile, tenetelo stretto. Sì. E quello che io voglio dire è che si è perso per quei 5 punti, perché c'è stato a tappeto una propaganda. Tu sai meglio di me che praticamente l'Umbria è una regione dove il 50-60% del patrimonio immobiliare è in mano alla Chiesa Cattolica. È un trionfo di tonache, di veri monacali, di sai, è la città di tutti i santi, San Francesco, Santa Chiara, San Benedetto da Norcia, Santa Rita da Cascia e tutte queste qua. Quindi è molto importante. E lì c'è stato a tappeto una propaganda. I santini elettorali sono venuti a sapere addirittura in chiesa per quella beghina della Broglietti, che da un punto di vista dottrinale, come ho già detto stamattina, va bene, è alla destra di Marcel Lefebvre, da un punto di vista sull'aborto e su tutto. Questa qui è una baciapile, è proprio un sottosindaca di Assisi, ammanicata, e tutto il volontariato cattolico, tutte le parrocchie, c'è stato un tam tam a tappeto. E quando si muovono in una regione come l'Umbria, che voi non conoscete perché è stata a 500 chilometri, sono una macchina da guerra. Tutti i fraticelli. Lo conosciamo come il sistema Confindustria, Chiesa Cattolica, CGL, lo conosciamo benissimo, perché tanto è vero che tutto l'asse Milano-Venezia è in mano alla sinistra, proprio per questo motivo. Attenzione, il sistema. No, ma io sto dicendo, l'Umbria, anche quando votava a sinistra, era un compromesso continuo tra vecchio Partito Comunista e Chiesa Cattolica. Alla fine il messaggio, voi magari siete anche colti, è lo stesso. Cristianesimo e comunismo, l'ho denunciato tanto, sono due facce della stessa medaglia. I primi cristiani avevano un comunismo empirico. I gesuiti in Sud America praticavano il comunismo totale. Voi ricordate, chiudo, quel caso che è successo alcuni anni fa in un seggio di Verona, in cui votavano delle sore di clausura, e quando sono andati a contare i voti, si è scoperto, non ricordo come il meccanismo, che 16 monache avevano votato rifondazione comunista. Cioè, guardate che non c'è differenza tra messaggio cristiano e comunismo, È la stessa, mi dispiace, guardi, uno può anche una chiesa malata, una chiesa malata del dopo concilio, questo anzi la chiesa malata di Papa Francesco ancora peggio, questo l'ha denunciato una volta, la chiesa così malata non era, e questo penso che se lo ricordino. No, ma dovete farvi anche un po' di autocritica anche voi su al nord, perché la Chiesa, se voi siete dei maggiori finanziatori, perché ci sono più preti e tonache nel Bergamasco, nella Bresciana, immense proprietà, la diocesi di Milano è la più grande d'Europa, ci stanno conventi, monasteri, abbazie e preti. Calcola che la Lombardia ha dato 3 papi in questo secolo, più XI, Paolo VI, cioè stiamo attenti. Non possiamo far finta di niente, che ne dica Papa Francesco con i Sidoni, con la Chiesa in uscita, tutta la Chiesa Cattolica è profondamente malata, cosa che non coinvolge altre fedi, altre religioni, quindi è il motivo. No, concludo dicendo una cosa, ragazzi, guardate che uno può essere benissimo credente in Dio senza credere nelle gerarchie ecclesiastiche e senza entrare in chiesa. Uno può pregare privatamente, io sono tendenzialmente credente, ma credo in Dio e me lo prego da solo, non c'ho bisogno di credere al Papa, ai vescovi, alle tonache, ai sai, ai
la fede è un fatto individuale, la Chiesa non è che ci dà la salvezza viene dalla fede, un po' da un punto di vista luterano, da quello che tu credi. Tu puoi benissimo essere credente in Dio, ma non sottometterti alle carognate, alle malefatte, alle ruberie, al parassitismo della Chiesa Cattolica. E chiudo dicendo, se ci dessero i 4 miliardi di IMU non pagata ogni anno, quei 4 miliardi potremmo aumentare le pensioni sociali ai poveri vecchietti. E su qua ti blocco io, No, Mario. In effetti aumentare le pensioni sociali non sarebbe mica una cosa sbagliata, insomma, per quei pochi che riescono ad arrivarci. Basterebbe togliere l'8 per 1000, che forse la fonte della malattia è proprio lo sterco di Satana, cioè il denaro che arriva a pioggia senza motivo. Una volta l'8 per 1000 non c'era, e il sostentamento andava cercato e trovato. Siccome è anacronistico ormai l'8 per 1000 perché il mondo è cambiato, io lo abolirei subito. Abbiamo sempre detto un sacco di volte. Sì, mi sa che va a finire come col canone della RAI, hai capito? Sì, che resta bello, addirittura forse aumenta. Federico, siamo agli ultimi istanti del nostro tempo, fai tu la chiusura. Abbiamo un minuto pieno, Mimmo, quindi sì, però fai una bella conclusione di quella bella. Comunque volevo finire sull'Umbria. Secondo me, insomma, si è arrivati alla fine della luna di miele. Io penso che la gente voglia discontinuità, perché comunque l'affluenza è stata bassa, continua a scendere in tutte le elezioni che si susseguono. Secondo me qualche dirigente della Lega l'ha capito a livello generale, e il governo, la maggioranza di governo deve farsi un esame di coscienza. Sì. Io penso questo, non so tu come la vedi, così poi dimmi come la vedi tu e così chiudiamo. Sì, la vedo alla stessa maniera, perché anche perché la dimostrazione poi l'abbiamo dall'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha messo in atto tutta la sua forza data dal partito, dalle cooperative, dalle varie associazioni, e ha prodotto risultato. Bisogna che appunto i partiti, quelli del centrodestra, riattivino tutte le loro funzioni e si mettano in contatto e in rapporto con il territorio. Tu prima hai detto che la nostra è una trasmissione appunto che si interessa e diventa la voce del territorio, di chi i territori li anima, e i partiti devono fare questo. Se i partiti a partire da Fratelli d'Italia, la Lega o Forza Italia, devono ritornare in contatto con i territori, cioè con la gente, con il popolo. Noi facciamo la nostra parte attraverso il privilegio che ci offre Radio Libertà, e i partiti lo facciano con quelli che sono i loro strumenti, o no? Sì, e poi discontinuità, non si può continuare a governare come se ci fosse Draghi al governo. Questo noi abbiamo detto un sacco di volte, tra privatizzazioni, porcate qua e là. Abbiamo denunciato, siamo sempre felici sulla lingua, siamo scomodi, siamo quelli cattivi, però sono cose che vanno dette. Se la gente ha votato a destra era per avere un cambiamento e non per avere la continuità con quelli di prima, e quindi è ora di cambiare. Grazie a tutti, e ci risentiamo martedì prossimo sullo Spazio Più, e se no comunque venerdì invece abbiamo lo Spazio Più in collaborazione col SINAP. Con il nostro amico Antonio Fellone. Grazie e buon proseguimento di trasmissioni su Radio Libertà. Avete ascoltato